Buon pomeriggio a tutti, convegno di corse di domenica 6 ottobre, prima corsa riservata a puledri di 2 anni. Sono Maiden in 7 al via, 1 Goblin Fee, 2 Georgina ZS, 3 Gandhi Mail, 4 Guadalupes Home, 5 Gigi Hyde R, 6 Ginevra degli Dei in seconda linea, 7 Golden Job, favori in chiusura per Gandhi Mail, numero 3 Andrea Farolfi, macchina che accelera, partiti in questo momento con lotta in avvio fra Gandhi Mail e Guadalupe Home. All'interno però rientra Goblin Fee ed è Goblin Fee che ha conquistato il comando dopo 200 Numero metri, 5, insiste al Gigi suo esterno. Hadid, squalificato. Gandhi Mail, 14,9 i primi 200, nuovo attacco di Gandhi Mail a Goblin Fee che replica, ma poi dopo 400 metri esatti perfezione il sorpasso in 29,8 Gandhi Mail che guida sullo stesso Goblin Fee, terza posizione per Guadalupes Home, poi in quarta c'è Georgina ZS e i 600 se ne vanno via in 46,9 con terza frazione di tutto comodo in 17,1 in curva. Una volta al comando Gandhi Mail modera ulteriormente l'andatura nella sua scia Goblin Fee, poi Guadalupes Home, quarta posizione lungo la corda per Georgina che precede Golden Jove fuori corsa, Ginevra degli Dei e Gigi Hadid R. Tanto se ne va il chilometro con il tentativo di Goblin Fee di spostare 1,20,4 il passaggio ai 1000 metri. Goblin Fee è andato Numero 6, nuovamente Ginevra degli su Gandhi Dei, Mail, squalificato. ma lo scatto più deciso sembra quello di Guadalupe Home che in terza ruota sopravanza Goblin Fee e mette qualcosa davanti anche a Gandhi Mail che però tenta la difesa lungo la curva, insiste all'esterno Guadalupe Home, deve un po' subire la curva, in retta d'arrivo cerca di ripartire Gandhi Mail, Guadalupes prova nuovamente al suo esterno e all'interno Goblin Fee, arrivo a 3 con Goblin Fee che all'interno nel finale la spunta probabilmente su Gandhi Mail e Guadalupes Home, 1,18,7 il ragguaglio conclusivo, impressione che all'interno Goblin Fee e Loris Farolfi riescono a risolvere la partita di precisione, ma comunque in modo evidente. Andiamo a rivedere l'arrivo con Goblin Fee che scatta in open stretch, attacca Gandhi Mail che ha respinto Guadalupes Home e sul palo è proprio Goblin Fee che emerge addirittura un'incollatura avanti all'avversario. Al terzo posto finisce Guadalupes Home, successo quindi per Goblin Fee e Loris Farolfi per il training di Lorenzo Baldi e del signor Ferdinando Righetti.